Il piano per l'emergenza idrica del Veneto è stato approvato. Il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha dato il via libera, che tradotto significa 4.800.000 euro a disposizione per le azioni già messe in atto per fronteggiare la mancanza di acqua sia ad uso idropotabile che per l'irrigazione, oltre a frenare il cuneo salino. Un'approvazione rapida per la quale Zaia ringrazia il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. La montagna salva l'agricoltura di pianura? La montagna in questo momento con gli invasi alpini sta assolutamente dando una mano a quello che è più che l'agricoltura in questa fase, anche l'avere l'acqua potabile. Penso alle difficoltà ad esempio di Caorle, che ha non poche difficoltà con il suo potabilizzatore, perché prima volta nella storia il cuneo salino sull'Ivenza risale, cosa che non era mai accaduta. Abbiamo già 21 km di cuneo salino, quindi dalla foce risalendo per il Po, oggi abbiamo anche questo fenomeno nell'Ivenza.